Buonasera, buonasera! Scusate, ma stavamo arrostendo un maialino e quindi ho ritardato un pelino. Come state? Tutto bene? C'è fumo? Questo arriva da Barriera, l'ho dato poi un ospite che vi presenteremo dopo. Intanto voglio ringraziare il mio amico Obe che ci terrà compagnia anche questa sera. Grazie. Tutto live, tutto live. Intanto benvenuti alla seconda edizione, non vi vedo, del The Palma Music Gala Night. Siamo tornati anche quest'anno sempre qui al Teatro Erba, grazie a Torino Spettacoli che ci ospita anche quest'anno e alla famiglia Messurino che per me è famiglia. Anche quest'anno non poteva mancare qui su questo palco insieme a me una Miss, la Miss. Ci facciamo sentire per la Miss, facciamo un urlo? Lo facciamo 1, 2, 3, olè! Lei è Valeria Lariccia! Eccola, eccola, eccola. Le lascio il microfono perché un altro è impegnato, Come stai? Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua stasera, siete meravigliosi, non vi vedo perché c'è la nebbia però. La nebbia agli irticolli, comunque chissà perché quando ho fatto l'ingresso io non c'era tutto questo fervore. È vero che tira più di un carro di buoi, Vero che dobbiamo presentare un'altra persona? C'è in postazione? C'è? Io direi di sì, la presenti tu? È lei o non è lei? C'è anche quest'anno, c'è anche quest'anno. Lei è? Facciamo il rullo di tamburi? 1, 2, 3. Oh! Lei è? Barbie! Barbie Bubu, signori! Dietro di voi, dietro di voi. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più, tutti insieme, pareti, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui. Tutti insieme, abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona l'armonica, mi sembra un organo che vibra per me, per te, in quest'immensità nel cielo, per te, per me, per noi. Vai regia! Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, e questo soffitto violato non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi e che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, e sono differenze
cielo. Buonasera a tutti! Dai, più forte! Oh! Abbiamo alzato il volume, che bello! Che bello! Al mio 3 voglio sentire questa parte di pubblico. 1, 2, 3! Ed ora? 1, 2, 3! Ragazzi, vi hanno battuto, questi? Battono più... Cioè, fatevi sentire meglio. 1, 2, 3! Tutti insieme! Benissimo, benvenuti in teatro! Che bello il teatro, la parte viva dello spettacolo dove bisogna applaudire. In TV non si fa, signora, mi raccomando. Non vorrei mai sentirla come vicina di casa che applaude a Iva Zanicchi tutte le volte che la vede. Meno male che è sparita Iva Zanicchi, ecco, di piena notte. 100, 100, 100! E anche 300 e 400, signora. Ah, tutto bene? Sì, l'assemblea condominiale di ieri sera era più interessante. Tutto bene? Così vi voglio, belli carichi, carichi, carichi. Allora, adesso mi arriva casualmente la scaletta che la scambio con... benvenuti alla mese del Pride. Sapete che cos'è? Sì, dai, sabato abbiamo sfoggiato e io mi giro così con la scaletta pronta per tutto quanto. Allora, ci abbiamo qua, mamma mia, una grandissima come tutte quante le ragazze che saliranno qua sopra il palco, ma vorrei con me il grande, dov'è l'organizzatore? Si può? Ci sei? Dove sei? Vieni qua, vieni. Non ci sei te? Io? No, Non sì, ci sono. Mi sento sola, mi sento spaventata. Sono accompagnato. Sei accompagnato? Sono accompagnato. Ti devo dire una cosa, ti devo dire un segreto. No, chi è lei? Chi è lei? No, lei chi è? Ma non te l'avevo già presentato? No, aspetta, scusa. Hai detto che non veniva. Anche a me mi ha detto che non se veniva. no io Quest'anno non facciamo venivo. qualcosa di diverso, chiamo solo la Barbie Bubu. Ma lei per caso ha detto che ci siamo visti l'altro giorno? Ah, pure, Cioè, anche pure. sei pirla anche che di Pure. dirglielo. No, è andato a giocare a calcetto. È andato a giocare a calcetto. Sì, Jessico, va bene. immagino. Da Jessico. Da Jessico Calcetto. Sì, come lo fai a sapere? Jessica. Jessica. Io piacere, sono Jessica. Jessica. Allora, come stai? Come stai, Barbie? Io bene, te? Un Alla applauso al grande. nostro Rosario! È un grande piacere rivederti. Noi siamo entrati in due perché io devo ammetterlo anche quest'anno. Il mazzo tanto, lei se l'è fatto forse più di me per l'organizzazione di questo evento, quindi grazie, ti ringrazio già pubblicamente. Per noi è un grande piacere averti qui anche quest'anno e so che però hai già qualcuno da presentarci, è vero? Sì, E chi è? sì. E per quello che io ti ho chiamato, perché non la trovavo più. Come non lo trovi Non più? la trovavo più, E perché qua? mi hanno detto Cosa fa? evidenzia tutto. Evidenzia tutto. Mi ha sottolineato. Ah, Madonna, no, iniziamo già bene. quello E sottolineato- poi la prima che dice che sono bionda e stupida. Signora, perché ride? Perché è bionda. Perché, Chi è? Chi perché è è bionda? l'unica mora. Ecco. Dillo a tutti che eri bionda. Dillo. Non hai coraggio. Pubblico domani le foto. Signore e signori, qui con noi Oshi, un applauso! Vieni. Ciao, mamma mia, vieni, non avere paura, non mordo. Hai paura se ti lasciamo No, da solo no. con Barbie Bubu? Ciao. Io e Valeria ce ne andiamo. Ciao, a dopo. piacere, È stato un piacere. piacere. Ma no, il baciamano no, ma figurati. Oshi, quanti anni hai? 16. 16 anni, mamma mia, un doppio applauso, 16 anni. E canti? Ma pensa a te. Allora ve lo lascio subito perché è molto agitato e anch'io sono molto agitata perché mi sta venendo via anche la sedia insieme a me della cosa, voi fate finta di niente. No, il camerino ce l'ho già di là. Scusa, Oshi, scusami, ma non... Cosa c'è? Mi guardi? Siamo ricci uguali, un po' così, ecco. Siamo anche uomini.
Scusa Oshi, c'è il microfono che non va. Signori e signori, Oshi canterà Occhi lucidi. Applauso! Mi dicevano di non spaventarmi, che avrei capito con gli anni quanto è stato difficile. Ho raccolto le emozioni come briciole, briciole. E quando hai voglia, se vuoi puoi chiamarmi, se volessi distrarti e mi chiedi di stringere la tua mano tesa in cima a una piramide. Come si fa, come si fa a dividere il tuo spazio a metà, a dividersi fra sogni e realtà? Come si fa? Vieni qui e sfogati un po', io ti rispondo di no. Non voglio più vedermi con gli occhi lucidi, scendere a patti con loro non si può. A che servono gli abbracci se restate sempre così distanti? Mi dicevano di non preoccuparmi, che sono cose da grandi, e ci ho fatto l'abitudine, quelle lacrime ora sono frasi da scrivere. Come si fa a dividere il tuo spazio a metà, a dividersi fra sogni e realtà? Come si fa? Vieni qui e sfogati un po', io ti rispondo di no. Non voglio più vedermi con gli occhi lucidi, scendere a patti con loro non si può. A che servono gli abbracci se restate sempre così distanti? Non siamo di cristallo, ci rimarremo accanto anche dopo una brutta parola detta per sbaglio. Vieni qui e sfogati un po', io ti rispondo di no. Non voglio più vedermi con gli occhi lucidi, scendere a patti con loro non si può. A che servono gli abbracci se restate sempre così distanti? Grazie. Prendi l'applauso, un passo avanti. Oshi, occhi lucidi. Ma che bella che sei. Vai, da sola. Sei in teatro, così. Wow. Ce la vuoi presentare? Un altro applauso per Daisy. Desi, complimenti. Che scuola arrivi? Torino Dance Academy. Un ringraziamento a Torino Dance Academy che sfoggia delle ragazze fantastiche. Complimenti, ma tutte ricce siamo qua stasera. Vedi, ha preso già confidenza. Dai, che domani andiamo a scuola assieme. C'è ancora la scuola aperta? No, è chiusa la scuola. Ormai andiamo estate ragazzi assieme. Mi porti? No. Bravi sti ragazzi di oggi, così ti vedo. Allora, so che stai facendo un sacco di cose a parte andare estate ragazzi. Non vai estate ragazzi? No. Ah, per quello che non mi porti. Ah, ok. Mi puoi portare da altre parti, non so, mi presenti la famiglia, già. No. Ok. Simpatico sto ragazzo, poi lo cambiamo il prossimo anno, ok? Cosa stai facendo? Cosa stai organizzando in questi giorni? No. No, vabbè, tante cose. Vabbè, ultimamente sto andando a Roma a fare tante masterclass con un grande autore di tanti cantanti italiani molto molto bravi, cioè parlo di Bungaro, che ha scritto per Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Nella Vanoni e tanti altri. E diciamo che lo ringrazio perché mi ha segnato tante cose. Soprattutto ringrazio mio carissimo amico Denis,
con l'aiuto suo ho scritto 3 inediti, Fusini, con cui sono andata a registrare da lui. Vabbè, ringrazio ovviamente The Palma Music, Abram, grazie. Io ringrazio i tuoi genitori o chi sia, perché comunque ti danno questo spazio in questa bellissima arte. Osho, insieme alla sua bellissima, fantastica ballerina, che ti chiami? Daisy, grazie. Dimmi, cosa ho detto io? No, perché tu ti chiami? Oshi, con la I. Oshi, e io ho detto Oshi. Oshi. È da 20 minuti che sono di là. Oshi. Oshi. Ciao. Cosa vuoi te da me qua? Cosa c'è? Non vado via. Sono più bella di te. Vedi, neanche il microfono ti vuole. Ti sta bene, ecco. Ah, vedi, ora va. C'era Ma il metti un trucco. abito un po' brillantinoso, mettilo. Quando tempo. Sì. Mamma mia, se me lo metto io divento un kebab. Un arrotolato. Bene. Adesso andiamo avanti con 3 di notte. Chiamiamo gli artisti sul palco. Applausi. 1, 2, 3 di notte. Ciao. Ti lascio il palco. Canterai? Stupidaggini! Grazie. Ciao Torino! Prendo caramelle per dormire da quando abito da solo. La vita va a puttane, non te ne rendi conto. Sono così stupido a volte che non mi accorgo che il tempo passa. Rimango immobile davanti a porte chiuse da troppo tempo per sfondarle. Toglimi dal corpo insicurezze, quelle incertezze che mi mangiano il petto. Affonda le unghie nella pelle, che se va bene almeno sento quel. Ci diciamo stupidaggini, per sentirci parte di qualcosa, per non star da soli un'altra volta. Per non star da soli un'altra volta. Per rincorrerti ho rischiato la sanità, per carità non lo rifarei mai più. Passano stagioni, mesi, giorni, forse anni, ma non vado più su. Ho urtato la tua sensibilità, ma intesto la Guernica da quando sei sparita. Però in fondo meno male che è finita. Nel mio posto preferito non ci torno più sovente. Mi manca la sua aria, la corrente. Toglimi dal corpo insicurezze, quelle incertezze che mi mangiano il petto. Affonda le unghie nella pelle, che se va bene almeno sento quello. Ci diciamo stupidaggini, per sentirci parte di qualcosa, per non star da soli un'altra volta. Per non star da soli un'altra volta.
Grazie. Wow, 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 spettacolari ragazzi. Un applauso grande a Tre di Notte. Bravi. Ragazzi, ho una domandina per voi, perché sono curiosa. Da cosa è nato il vostro duo e che cosa significa la canzone che avete portato qua stasera? Allora, noi nasciamo quasi per caso, l'ho incontrato nel mio paesino un giorno e ci accomuna entrambi la passione che abbiamo nei confronti della musica, nella scrittura e nella composizione, e in realtà è una cosa un po' stupida, però ci accomuna il fatto che entrambi abbiamo problemi a dormire, quindi ci siamo uniti per questo. E Stupidaggini invece nasce dal bisogno di conciliare una base così infantile per ricordare la bellezza dell'essere bambini e del potersi vivere la vita come viene, e la difficoltà nell'essere adulti e dei problemi che esso comporta e tutti i vari bisogni che bisogna affrontare. Meraviglioso, grazie. Grazie a tutti. Applauso grandissimo. Io non sono Grazie. muto, ma lui parla meglio. Quindi. Complimentoni, complimentoni. Ma non dovevi entrare Grazie. tu, che ci fai? C'è un problema. Tu ci rivediamo dopo, vero? Non te ne vai? Iniziano C'è un già i problema. problemi, partiamo bene. E ci hanno portato via la macchina, l'ho parcheggiata in seconda fila. Cosa? Eh sì. No, ti ho detto di metterla in un parcheggio normale. Lino, dove sei? Lino? Ti hanno portato via la macchina? Ok. Scherziamo, ovviamente No, scherziamo. no, non possiamo dire, ringraziamo Lino di Glamour Driving che ci ha fornito la bellissima Spider rossa di questa sera. La duetto Che ci ha originale, tutti i pezzi originali. Quindi grazie Lino, grazie Lino. Ogni anno ci piace fare questi ingressi un po' trionfali, ce la gasiamo un po' così, siamo un po' megalomani. Grazie Ale, faccio un po' di compagnia. No, quest'anno ho detto in elicottero, poi ho detto con i cavalli, sì, poi devo andare io a spalare, vero? Allora, io ti ringrazio, ci vediamo tra pochissimo. Anzi, lasciami il microfono. Adesso c'è un ospite, un carissimo amico. Con lui abbiamo condiviso un sacco di esperienze artistiche, posso dirlo, in giro per il mondo, dal Sudafrica alla Scozia, all'Irlanda, all'Ungheria. Abbiamo fatto un sacco di giri insieme con la Commedia dell'Arte. Lui arriva dall'associazione Enjoy ed è Emanuele Fessa! Carissimo, Come buonasera. stai? Come stai? Bene, Ti lascio il palco, io me ne vado. bravo, A bravissimo. presto. Ciao. Buonasera signori, buonasera. Voi vi chiederete che cazzo ci fa questo qua? Me lo sono chiesto anch'io. Adesso, allora, vi presento, io sono Emanuele Festa, o come mi ha chiamato una bambina l'altro giorno, Jeffrey Dahmer. Un applauso su Jeffrey Dahmer non ci stava, comunque posso dirlo, non ci stava, anche perché lui, come sappiamo tutti, un serial killer che congela le vittime, poi se le mangia, c'è una cosa orribile. Signori, io ci tengo a dirlo che non lo farei mai, la carne si mangia sempre fresca. Allora, io cosa posso dire di me? Io sono un comico sperimentale, mi piace dire un paio di cavolate nei pub in giro, infatti mi sento un po' stranito che siete tutti belli, vestiti, che nessuno che sta vomitando birra da qualche parte, ma no, è bello, esperienze nuove. Io lavoro con i bambini da un sacco di anni, adesso sto facendo un centro estivo. E la cosa bella dei bambini, ma anche diciamo relativamente brutta, difficile da digerire, è che loro non hanno filtri mentre parlano. Cioè loro fanno body shaming, loro non hanno il politically correct. Io adesso lavoro in un centro estivo e sento insulti tipo negro, muso giallo, povero, razzismo gratuito, sei stupido, come se votassi la Meloni, non lo so, delle cose veramente orrende. Ed è questo il bello e il brutto dei bambini. Loro sono razzisti, omofobi, misogini, non guardano in faccia a nessuno, proprio come Salvini. Ragazzi, state a vedere che i bambini sono leghisti e non ce ne siamo mai accorti. Poi la cosa bella della vita
è che ci sono alti e ci sono bassi, lo sappiamo tutti, no? Io ultimamente mi sento triste, allora ho deciso di andare da un terapista. Ho chiamato il terapista mi ha detto che avrei dovuto pagare 90 euro a seduta. Ho pensato, fanculo, sarò triste, perché io tratto la mia testa esattamente come tratto la mia macchina. Sento che ci sono dei rumori che non ci dovrebbero essere, però non posso permettermi di farla mettere a posto, quindi la accantono, lasciamo lì andare a male. Ultimamente mi sento triste perché sto vivendo una situazione in casa un po' particolare. Vivo ultimamente con un neonato, non è mio figlio, grazie a Dio, ed è difficile vivere con un neonato. Ci avete mai pensato? È come vivere con un coinquilino alcolizzato. Pensateci, vi sveglia nel bel mezzo della notte, vi vomita addosso, urla e si caga nei pantaloni. Tu vai nell'altra stanza, gli prendi un cambio, torni e sta ciucciando le tette alla tua ragazza. Sto infame. È impressionante. E l'ultima volta stavo parlando con la mia ragazza e ci siamo confrontati su dei punti. Per esempio, lei sostiene che uomini e donne sono uguali. Beh, per me no. È inevitabile che ci sono cose che le donne possono fare e che gli uomini no. Per esempio, l'altro giorno ero a passeggio con mio nipote al supermercato, 4 anni, stavo passeggiando tranquillamente tra le corsie, quando si avvicina una ragazza che non conosco e mi fa: è tuo figlio? No, in realtà è mio nipote, grazie a Dio. E non mi ha cagato completamente, ha cominciato a parlare col bambino. Ma quanto sei bello, ma sei bellissimo, ma quei piedini sono piccolissimi, quelle guanciotte, sei stupendo, vuoi essere il mio principe? Io sarò la tua principessa, me la tenga d'occhio, eh? Ed è tornata a fare shopping. Ora sfido qualsiasi uomo qua dentro ad andare al supermercato, avvicinarsi ad una donna che tiene una bambina di 4 anni per mano, avvicinarsi e dirgli: ma quanto sei bella, e quelle guanciotte, me la tenga d'occhio, che io torno, voglio essere il suo principe. Vi assicuro, signori, vi assicuro che non potrete tornare a fare shopping, ma verrete scortati fuori dal supermercato. Ma io stavo parlando con la bambina, sì, lo dica il giudice, signor Jackson, perché sappiamo tutti cosa ha fatto Jackson, no? Come no? Chi è che ha detto no? Ah, beh, ma tu sei troppo piccolo, non te lo posso dire cosa ha fatto Jackson. Non te lo posso dire. Niente, signori, io avrei finito qua il mio piccolo pezzettino. Grazie per l'ospitalità, ringrazio Rosario. Me l'aveva detto, ma sei sicuro? Sei sicuro di volermi ospitare? Sei coraggioso, ma noi siamo coraggiosi, è vero? Sono più coraggioso io che sono venuto, forse. Ma mi dai un po' di luce in sala? Ci si è? No, perché pensavo dormissero. No, ma forse li ho fatti addormentare io, Sara, è normale. Emanuele, grazie mille. Ai prossimi viaggi insieme. Grazie Emanuele. Aiuto, tornata. Volevo sapere, ma serve ancora questa? Perché è una figata della Madonna. Cioè, io me la metto già direttamente in macchina, una cosa così. Royal Academy. Ah! Facciamo un applauso a questo grandissimo partner, Royal Academy of Makeup. Ecco quello che mi parlava. Guarda che c'è una cosa figa, cisti. Vabbè, adoro gli specchi, se no non diventerei così brutta. Andiamo avanti, tutto bene? C'è qualcuno stonato di qua, T'ho sentita. Allora, a me mi danno sempre i nomi più facili, però lo chiamo direttamente dalla Toscana, un grande ospite. Vedi che già si alza in piedi. Ci sarà uno che arriva, tutti che arrivano da Toscana? Io ci provo, col nome. Sono bionda,
Talent Oxa. Mamma, è anche grosso, questo mi mena. Se l'altro aveva 16 anni. Ciao, l'ho detto giusto il nome? Io ho il doppio di lui. Eh sì, e vedo, anche più grosso sei. E c'hai un leone sopra la spalla, mi fai paura. Ho detto giusto il tuo nome? Sì. È come Anna Oxa. Taulant Oxa, Anna Oxa. Io sono il nipote. Ma dai. Ma perché mi dovete prendere in giro? Ma non lo so, già ho fatto i colpi di sole stasera, guarda che colpi di sole che ho fatto. Se vuoi darmi te 2 colpi di... Mamma mia. Tutti ricci stasera. Hai visto, ogni riccio è un capriccio. Ma arrivi veramente dalla Toscana? Sì, origine insomma albanese, sono venuto a 5 anni, come all'epoca col motoscafo. Davvero? Quando avevo 5 anni, non guidavo io insomma, però. Meno male, che ansia. No, ma quando mi ha detto arrivavo col motoscafo già mi vedevo te dietro in sci nautico così, un po' figo. Avevo i capelli ai tempi, ero pure biondo da piccolo. Sai che ti stai massacrando nella cosa. Allora, canterà per voi e per noi e per tutti Positivit. Positività, sì, positività insomma. Scusate. Positività, Talent Oxa! Grazie. Позитивитет, подчас шипот на шипи, подчас шипот на курбет. Позитивитет, нерс, позитивитет, подчас шипот на шипи, подчас шипот на курбет. Jomo sushani, jomo suzini, boni qadoni, vetëm mos shini. Jeta është e shkurtër për t'u mërzitur, boni dashin se s'ka gjë më bukur. Boni puçi puçi. Pozitivitet, për gjithë shqipët në Shqipëri, për gjithë shqipët në kurbet. Qonë Shqipe, na e rralla, mos prisi shumë nga premtimet se jem prava. Vetëm puna, tje fortuna, po ma shkurt njoni tjetër si jeni burra. Jo mos u shani, jo mos u zini, boni qa doni, vetëm mos shini. Jeta është e shkurtur për t'u mërzitur, boni dashin se s'ka gjë më bukur. Boni puçi puçi. Grazie. Talent Oxa qui per noi direttamente dalla Toscana, da Montepulciano. Ce l'hai portato il vino? No? Allora, Positivitet uscirà questa sera a mezzanotte, quindi domani. Andatela ad ascoltare, mi raccomando, a salvarla e a condividerla. Che significato ha questa canzone per te? Allora, vabbè, si capisce, penso, anche se insomma è un messaggio di positività nella canzone. In pratica, cioè io scrivo anche in italiano, anzi soprattutto in italiano, però ho voluto fare questa in albanese per ricordare un po' le origini, perché per esempio appunto quando avevo l'età di Hoshi, grazie al razzismo che c'era in quei tempi, che finalmente oggi un pochino insomma è diverso, parecchi come me a volte cercavano di nascondersi. Faccio una su domanda questa scomoda. cosa. Sei razzista? Parecchio.
Contro chi? Sono curioso, dai. Contro i razzisti. Ah, bravo. È più furbo di me. Grande Taulant, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ma ci rivediamo anche con te. Grazie a voi. Dopo, vai a studiare. La prossima piccola star che avremo qui su questo palco, anche lei è giovanissima, da quando la conosco, a 13 anni, non è mai... Hai fatti 14? Manca poco, Comunque da 2 anni che la conosco ne ha sempre 13. Lei è Aurora Paterniti, vieni qui sul nostro palco. Aurora, ci sono delle sorprese per te, stasera le sveleremo, c'è il mio socio Abram già pronto. Aurora, cosa ci canti? Fotosensibile. Io so che sarai accompagnata da 3 stupende ballerine dell'associazione Chiedi Scena. Quindi un applauso ad Aurora e ci rivediamo tra poco. Grazie. Vai! Ti ho detto non voglio parlare di te. Fuori splendido il sole ma dentro piove. È come quando esprimo un desiderio, quando sveli il mistero anche tu. Ti accorgi che si può amare davvero, anche sopra un pensiero. Un voce nella testa, un concerto gospel. Si spezzi diventa note e ti rifugi nelle ombre, sfocate come quelle risposte. Mi manchi stanotte, ma non posso fare niente. Me l'hai insegnato tu. Se guardi la nostra voce, bello spegnere la luce per vedermi diversa, sdraiata sull'erba. E prendetevi questo applauso, venite dentro, per Aurora. Grazie. E per Alessio, Anna Grazia e Giulia di Chiedi Scena. Vi faccio, prego, vi faccio una domanda al volo. La coreografia è bellissima, si può sapere chi l'ha preparata? Allora, vorrei ringraziare Mirko Mosca per l'organizzazione e la disponibilità, Monica Perrone e l'etichetta del Palma Music. Grazie Monica. Presto Aurora tornerà con qualcosa di nuovo, quindi rimanete sintonizzati. Grazie anche a tutti voi e grazie a Chiedi Scena. A dopo. Grazie. A dopo.
Grazie. Adesso, grazie Aurora. Ma complimenti, ma son quest'anno bravi. c'hai delle... Cioè ragazzi, ma cantano dal vivo! Sono bravi? Ah. Io mi sono messa a cantare Il cielo in una stanza là sopra, tra un po' mi ammazzavo. Ma io pensavo avessi sbagliato qualcosa. Che sta succedendo là fuori? Tutto buio, c'è fumo. Ho detto facciamo figo, spegniamo tutte Io ho le una luci. sorpresa per te. Sì? Ho una sorpresa per te. Anche quest'anno abbiamo sempre lei. Madre Natura! Dove vai? Oh. Dov'è? No, ma mi sa che arriva da lassù. Dov'è? Un po' di... Oh! È lì, è lì, è lì. Secondo me cade. No, non cade, non cade. Secondo me cade. No, ce la fa anche quest'anno, vedrai. È lei, è lei. È l'originale. Sei gelosa? No, ho messo l'olio sulla scala. Ah, oh, oh. Attenzione! Con la O chiusa, attenzione. Guarda, c'è già lui pronto a prenderla. Guarda lì che gli sta cascando la dentiera, gli sta cascando. Attenzione, attenzione che casca. Chiudi la bocca. Ma è più nuda dell'altra volta. Vai a letto, vai a letto, vai a letto. Guarda che anch'io con un vestitino così sono figa, eh. Dai, aiutiamola a salire. Sì, gli do una mano. Vieni. Oh. Non l'ho vista. Madre Natura, la nostra Madre Natura anche quest'anno è presente qui con noi. Sei gelosa? Allora, prima hai detto sei razzista o no, io non sono razzista delle donne, però un padre natura un giorno o l'altro è meglio farlo scendere, vero donne? È arrivato l'arrotino, cucina Non a gas. sono io l'unica ad avere fame stasera, Ah, no. vero donne? E allora un bel muscoloso che scende giù di quelli tutti lucidi, scivolosi con l'olio. Ah, ma lei è un po', si sta facendo fare le foto. È il servizio fotografico, è tutto in diretta. Tutto in Dai, diretta. fai le foto, dai, Fai le foto, dai, guardiamolo. Fai le foto, dai, fai le Guardiamo, foto. guardiamo. Ragazzi. Anche quest'anno. Anch'io da giovane ero Le così. gelosie. Perché ridono tutte le volte che faccio sta battuta? Chi c'è adesso? Noi non possiamo fare gli spettacoli senza Madre Natura perché lei ci porta fortuna. Quindi grazie a Madre Natura, ma rimani ancora qui con noi perché adesso abbiamo un altro ospite. Tu non hai la scaletta, vero? No, io ce l'ho la E chi scaletta. è? Vediamo chi è. Io ce l'ho la scaletta, vuoi vedere la scaletta? Dov'è? Vediamo, È vediamo. qua. Chi è il primo L'unico ospite? problema che ho è Chi che è? ho dimenticato le lenti a contatto. Come? Lo chiamo io? No, lo chiamo io. Comunque vi dico solo che oggi mi ha fatto cascare un microfono. Non costa carissimo, però costa comunque 300 euro. Me lo farò ricomprare perché me l'ha rotto. Sì, ma le cose in famiglia devono rimanere. No, io lo dico, è che giusto, dolce. è giusto. No, lui è un grandissimo amico, fratello, diciamo. Mago Jerry! Jerry, dov'è Jerry? Jerry è andato al mare, non lo vedo. Carabinieri? Jerry. Sicurezza? Ma ero al Sono l'assistente mare. del mago che è Ero al mare, ma perché ma Ce non ne perché andiamo, non lo ce fate ne d'inverno andiamo, sta roba? ce ne Ma andiamo. fatela d'inverno sta roba, no? Ma come sei fatela di conciato? wow. Signori, vai. volevamo padre natura, ma cioè, forse È il microfono. Rompe anche il suo. mi Anche sa il microfono, anche il stasera, mio. Ci anche- godo. Ecco, non va bene. Padre natura, se vai bene o no. Qui il microfono, eccolo qua. Allora, dai, vai. Donne, va Eccolo. bene? Questa è grande fama. Io me ne vado con Madre Natura. Sì, Voi grazie, pensate grazie. a Padre Natura. Grazie, Ciao. grazie. Io Voleva, ti faccio la scia. voleva fare il mago lui. Tutto io devo fare. Come ti chiami? Marco. Ma tanto non ce ne frega un cazzo. A posto. Ok, allora, siamo qui. Posa sto micro. So io il mago. Non ti serve il microfono a te. Mannaggia la miseria. Piglia sto coso qua. Allora, bene. Allora, adesso io mi illumini un attimino d'immenso. Ok? Tanto non si vede niente lo stesso. Allora, tiro questa palla. Ok? Dove va? Madonna, momento. Alzati in piedi. Come mai sto microfono fa girare le balle qua? Allora, alzati in piedi, benissimo. Se no, passala ancora dietro. Vai un po' più indietro. Fai 2-3 gradini. Bravo, ecco. Timore, non abbiate timore. Eccola qui, c'è. Oh,
Oh, sta palle, c'ho 4 minuti, se voi cominciate a rompere le palle, ok, prendi quella palla per cortesia. No, allora vi spiego, non dovete aver paura, non è che vi chiamo qua perché prendete la palla. Ecco, bravo. Adesso pensa a 2 numeri. Come ti chiami? Barbara. Pensa a 2 numeri. Eccolo qua. Andiamo a prendere. Qui abbiamo 3 finestre. Va bene? Ok. Tu pensa adesso a 2 numeri. Io devo indovinare, cercare di indovinare i numeri che tu penserai. Bene? Ok. Vuoi dire perché? Sì. Sei fantastica Barbara, 2 numeri casuali, cioè non so da 0 a 1000 2 numeri, cioè dimmelo te. Quanto? No, 2 numeri nel senso, cioè 2 numeri, in realtà un numero doppio, cioè o 11 o 23. 11. Perfetto. Ok, adesso tira la palla da quel lato là. Sì. Ok, non abbiate timore, non succede niente. Eccola, prendila. Basta, prendila. Allora, alzati in piedi, come ti chiami? Come? Chiara. Grazie, qui l'assistente qua. Come ti chiami? Angelo sempre Marco. Ok. Vado a chiudere. Ok. Vuoi dire adesso per cortesia i 2 numeri? No, pensa. Cosa ti ho detto di pensare? Adesso diventa più difficile. Pensa a 2 lettere. Pensate? Hai sentito qualcosa? Quando ti dicevo pensa a 2 lettere, hai sentito qualcosa? Tanto lo dice anche mia moglie, stai tranquilla. Stai tranquilla. Allora, dimmi le 2 lettere che hai pensato, S ed M. Ok? Perfetto. Bene. Tieni qua, grazie, fai vedere nel frattempo. Passa ancora, ma da questo lato qua. Ok, vieni qua adesso te. Sì, sì, abbiamo fregata. Qui abbiamo un mazzo di carte, purtroppo quelle grandi le ho finite, però vedete sono tutte carte differenti, vero Marco, diglielo, sono differenti, sì. Non siamo d'accordo, noi assolutamente non siamo d'accordo. Perfetto, vedete sono tutte carte differenti, ok? Vedete? Ok. Ciao, come ti chiami? Giovanna. Sai che non si chiede l'età alle persone, giustamente, soprattutto alle donne. Quanto pesi? No, scherzavo. Giovanna, allora, vedi, sono differenti queste carte? Queste carte sono differenti? Ok, perfetto. Allora, tu adesso alza, senza far cadere tutto il mazzo come ha fatto l'ultima volta un altro. Ma perché devi alzare in questo modo strano? Vabbè. Ok. Ma così, cioè, non è più facile così. Ok. Stai zitto, stai. Okay. Allora, vieni qui, se non copriamo il giovinotto lì. Allora, vuoi alzare ancora? Perfetto. Ora devi dirmi stop quando vuoi. Le carte le vedi, Vuoi dirmi stop quando vuoi? No, devi scegliere una carta. Io la cambierei. La vuoi cambiare? Sei sicura? Ma tu da che parte stai? Allora, cambiala, prendila pure. Certo, se no. Ok? La mettiamo qui, andiamo a posare. Te la ricordi adesso? Vai un attimo in là, vai un po' più 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 in là. Girati pure così. Ok? Pennarello. Adesso pensa intensamente alla carta. No, perché l'hai cambiata? Scusa, perché l'hai cambiata? Non devi, allora, non mi devi prendere in giro, Ok?
Pensa sta carta. Grazie, metti pure il tappo, grazie. Devo scrivere, ma perché metti il tappo? Mannaggia, no. Che carta hai scelto? Puoi dirlo ad alta voce. 8 di... cioè, mi stai chiedendo a me, era l'8 di picche? Stai chiedendo a me, Giovanni. P vuol dire... Carte ci sono, fiori alla F e poi... sto facendo finta, cioè sono mica così, Allora, perfetto, bene, andiamo a vedere, allora, attenzione, si alzino in piedi i concorrenti, c'è in palio 11.000 euro, Allora, Barbara, alzati in piedi, Barbara, poi laggiù chi c'era? Come ti chiami? Chiara, sempre Chiara, non ha cambiato. Attenzione, 8 di picche, ho fatto le previsioni, 8. Barbara, cosa avevi scelto? Chiara, cosa avevi scelto? Grazie, benissimo. Ti è piaciuto lo spettacolo? Ti è piaciuto lo spettacolo, sì? Vi è piaciuto? Vabbè, ce ne andiamo, ok, ce ne andiamo, grazie. Grazie. Lui era Mago Jerry insieme al suo assistente, come si chiama? Marco. Sì, ma Mago Jerry e Marco, non ce ne frega niente di Marco. Okay, grazie comunque a Giovanna, giusto? Grazie Giovanna, grazie Jerry, grazie. In accoglienza all'ingresso del teatro c'erano due bellissime fanciulle, le avete conosciute prima e non potevo farle venire qui solo per stare all'ingresso. Quindi glielo facciamo presentare un artista anche a loro. Loro sono Sara Sperone, una mia carissima amica. Vieni qui Sara. Buonasera, calorosissimo pubblico. E abbiamo la giovanissima Rebecca Giaffreda. Lei è giovanissima, timidissima, futura modella. Già sta facendo la modella, fa un sacco di sfilate. Vi lascio presentare allora il prossimo artista. Siete pronte? Siete emozionate? Tu? Sei emozionata? Vai. Buonasera a tutti, mi presento, io sono Sara Sperone, in arte Cyber Savannah, sono una fotomodella, un'ex ballerina di burlesque o ancora oggi, ma non sono qua per me questa sera, sono qui per presentare un nuovo artista che allieterà la vostra serata, Baffo! Un fortissimo applauso. Grazie. E c'è Rebecca che gli vorrebbe porre una domanda. Buonasera a tutti, io volevo proporti una domanda puoi parlare del tuo nuovo disco. Allora, il mio disco si chiama DDP, è uscito il 12 maggio ed è un disco terapeutico. Avevo bisogno di scrivere, quando scrivevo non sapevo che poi sarebbe diventato un disco. E a fine progetto abbiamo deciso appunto il titolo DDP perché ho capito che tutte le dipendenze avute nella vita si sono poi messe nel play, ecco, e quindi dipendo dal play. Grazie mille, un applauso. Chiedo scusa nonno che non mi ha visto diventare padre quando tutto va storto e tu sei
sei l'unico su cui contare. Quando tutto va male rimani tu, rimani tu, rimani tu. Quando mi spiega di seguire il sogno mentre nessuno mi dice di farlo. Ehi, ehi, e quando la gente parla e poi insultarmi a spalla, tante sicurezze parla e fa nessuna che sballa. Rimani tu che ti dedico l'ultima notte, l'ultima danza, l'ultimo cocktail che mi sto bacio il veleno, così da morire sereno. Torniamo indietro solo con lei, voglio vedere sta scena in replay, il replay, il replay, il replay. Chiedo scusa nonno che non mi ha visto diventare padre. Quando tutto va storto e tu sei l'unico su cui contare. Quando tutto va male rimani tu, rimani tu, rimani tu. Scusa nonno che non mi ha visto diventare padre. Quando tutto va storto e tu sei l'unico su cui contare. Quando tutto va male rimani tu, rimani tu, rimani tu. Wow, mi hai fatto venire la pelle d'oca, sei un grande, ti voglio bene, ti posso abbracciare. Lui è un grande e complimenti per l'evoluzione e per il tuo percorso artistico. Mi raccomando ragazzi, andate ad ascoltare Rimani tu e trovatelo ovunque, ascoltatelo. Lo troveranno anche in copia fisica, vero? Sì, lo troveranno anche in copia fisica. Quindi grazie Baffo per essere stato Grazie anche a te. quest'anno con noi. Un abbraccio. Grazie a tutti, ciao ciao. La family, il microfono è mio. La family del Palma Music. Abbiamo un altro artista, lui è una nuovissima, una new entry dell'etichetta, uscirà a breve con un disco, faremo uscire il primo singolo il prossimo mese. Lui si chiama Rata, è uno di quelli che ha fatto la storia dell'hip hop qui a Torino e non solo. Vieni Rata, ce l'abbiamo noi, guarda che eleganza laggiù, Shark and Groove, li vedo, elegantissimi. Rata, con tutta la sua spontaneità, perché noi ti amiamo così. Come stai? Bene, bene. Ascolta, io te la faccio adesso la domanda. Tu hai un disco strabello. Di cosa parla il tuo disco? Il mio disco è praticamente il mio percorso. Aspetta perché c'è il manager qui, c'è Bama e salutiamo Bama. Dov'è Bama? Possiamo parlarne? Parliamo, di cosa parla? Vai. Il mio disco parla del mio percorso artistico e non solo, da quando sei proprio il ragazzino fino adesso che ho una veneranda. Ma che artista è sempre giovane, vero? No, vero. Dicono così. Ah, sabato sono 50, potremmo festeggiare. Il prossimo anno lo facciamo al tuo compleanno, dai. Quindi, di cosa parla il tuo artista? Quindi del tuo percorso artistico, dei cambiamenti Artistico anche? e non solo, sì, cambiamenti, perché comunque un percorso artistico è fatto di cambiamenti. Inizi, sai, parlando solo di certi contenuti, suonando solo in certi posti, davanti solo a certa gente. Per me infatti è un grande onore averti qui questa sera, perché siamo usciti un po' dalla routine, giusto? Esci un po' dal guscio, sì. Cosa ti aspetti da questa collaborazione con The Palma Music? Tante belle cose. Possiamo dire che collaborazioni hai all'interno del disco? All'interno del disco ci sono featuring con Rage, con Ensi, con Zeus One, con Jake La Furia e... Quindi discone. Cosa ci fai ascoltare? Adesso ascoltiamo Nella bocca del leone, che è il pezzo d'amore del disco. Pezzo d'amore l'ho dedicato a mia moglie. E dov'è lei? È là. Wow, viva gli innamorati, viva l'amore! Allora andiamo con Rata, tutto per voi! Ci sono cose che non c'è da chiedersi perché forse la musica vorrei convivere
viverci con te, ma è colpa mia che non so gestire un'emozione. Rompe il silenzio nella bocca del leone. So cosa pensi, quello che senti, e mi dirai, scommetto che non lo sai, ma tu ci dai le ventenni. Cosa non sei perfetta, sembra quasi farsene una colpa, come se una seconda chance, come se un'altra prima volta. Sposterei le montagne, sarei davanti, i piedi sulla prua, mi butterei nel fuoco, darei la vita, la mia per quella tua, così che tutto il male fatto trovi finalmente un senso, come si dice quando devi fare pace con te stesso, che non sei più lo stronzo di quello scatto, di quella notte un trip, santificate la mia ex starà dicendo figlio di. Come si cambia, come se il karma, cosa non sei, mi chiedi cosa non sei, non sia da vivere e basta, vivere, ci sono cose che non c'è da chiedersi perché, forse la musica vorrei conviverci con te, ma è colpa mia che non so gestire un'emozione, come si cambia, rompe il silenzio nella bocca del leone. Ho fatto scelte, chiuso tutti i conti col passato, toccato il fondo e risalito come se salvato. Finirà l'inverno quando rinascono le foglie, quando vorrai, quando diventerai mia moglie. Yeah, fai te, per me pizza e birra, la serie che sai già di non finirla. Ci sta che sia amore o chissà, mi sembra di parlare di una cosa vintage. Sincero, pensavo al tempo che passa e non ci sto dentro. Chi sei? È stato un angelo che l'ha deciso, mi vedeva chiuso all'angolo. Ehi, ti fai le pare ma sei bella come il sole, lascia che vada, dopo tutto va da sé. Mi fai venire voglia di essere migliore, anche se sei sempre tu la special guest. Mio Dio che faccio, mi disco che pagliaccio. Sei l'ispirazione che fa scrivere, fotografare l'anima attraverso l'iride. Oh, ci sono cose che non c'è da chiedersi perché, forse la musica vorrei conviverci con te, ma è colpa mia che non so gestire un'emozione, come si cambia, rompe il silenzio nella bocca del leone. Ho fatto scelte, chiuso tutti i conti col passato, toccato il fondo e risalito come se salvato. Finirà l'inverno quando rinascono le foglie, quando vorrai, quando diventerai mia moglie. Bravo! Grazie. Rota! E noi non siamo stati capaci a gestire l'emozione, quindi siamo saltati sul palco io Grazie. e Ove, che ha infamata mi ci ha spinto. Quindi. Un po' di casino per The Palma Music, al mio 3, 1, 2, 3, oh! Grazie Rata per essere stato qui con noi. Ci risentiamo presto, ma rimani qui perché lei, Barbie Bubu. Time can never mend the careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, there's no comfort in the truth. Pain is all you find. Never gonna disappear my guilty feet. I've got no rhythm, no, it's easy to pretend I love I'm not a fool. I should've known better than to cheat a man and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you.
as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and goes and says goodbye. I'm never gonna dance again. My guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should've known better than to cheat then and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose the crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But no one is gonna dance with me. I'm never gonna dance again. My guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Il tempo passa in fretta e mi sorpasserà. Mi chiedo cazzo faccio ancora alla mia età. Da fermo sempre in sta città. Ed ora una testa che non se ne va. Col dito schippo un'altra song su Spotify. Questa canzone non mi va. E perdo i secondi, i minuti, le ore davanti a sto televisore. Mia mamma mi chiama ma in testa ho troppo rumore, no. E trovo la calma, rispondo sì mamma, va tutto a meraviglia, ma chiudo la chiamata. Ma domani che cosa farò? Ora dormo poi ci penserò. Questi fogli sopra il tavolo sono i miei piani che nominerò. Passa in fretta che cazzo ha? Mi chiedo la mia storia cosa porterà. E se New York si illumina e la senza birra chiusa in camera, domani la ricompro e passerò alla Crai, perché il dolore non mi va. E se domani esco di qua prenoto un volo per America. Ma domani che cosa farò? Ora dormo poi ci penserò. I fogli sopra il tavolo sono i piani che Grazie.
Grazie, grazie. Grazie. Magnifici. Buonasera. Buonasera. Che bello essere vestiti. I brividi, davvero. Grazie, grazie. Tu adesso Sì? devi farci anche un mini monologo. Sì, devo fare un discorso serio. Ok, va bene, ti lascio. Così. Mi vesto, ah. Che fatica. Provavo un disagio a salire così, però ho detto la voglio provare. E l'ho provata. Grazie, grazie. Allora, niente, dicevo, devo fare un discorso serio, no? Mi hanno detto, carta bianca, fai quello che vuoi tu. Zero, vuoto, totale. E quindi io ho pensato a tante cose, ho pensato, ma parliamo di un evergreen, una cosa che di sicuro fa colpo, c'è un casino da dire. Parliamo di amore. Non mi veniva niente. Ma niente. E allora ho detto, bah, di cosa posso parlare? Parliamo di Piani, la mia canzone. Piani di cosa parla? Parla di il desiderio di fare qualcosa, ma avere la paura, avere dei demoni interiori che non ti permettono di fare quel qualcosa. E quindi è come se ogni giorno rivivessi un loop. Penso che qualcuno di voi ci sia passato almeno una volta nella vita. E quindi ho detto, parliamo di piani? No, non mi va. No, poi sembro egocentrico, parlo solo di me. Di cosa posso parlare? Una cosa che prenda, una cosa attuale. Discriminazione. Ma quella non può non prendervi, no? Discriminazione è attuale, un evergreen, anche questo, si parla sempre di quello. Che cos'è la discriminazione poi fondamentalmente? Io conosco altre persone che sono diverse da me per tanti motivi, magari professano una diversa religione, hanno la pelle diversa dalla mia o semplicemente amano diverse persone, e dato che sono lontani dal mio essere, io le considero persone di serie B, perché sono lontani da me. Io onestamente ne ho paura, non voglio averci niente a che fare. E poi mi sono detto, parliamo di questo? No, appesantiamo la serata. No, non parliamo di questo, niente. Che poi io, anche quando pensavo a che cosa dire, no, avevo paura perché dico, magari parlo di un discorso che sì, piace, ma poi risulto retorico, le cose già dette, eccetera. Paura, avevo un'enorme paura. Posso dirvi una cosa? Io mi sono rotto un po' il cazzo della paura. Si può dire cazzo? Cazzo, meno male perché l'avevo già detto. E niente, quindi la paura mi sono rotto le palle, sì, però è un istinto, ci ha aiutato a preservarci, se noi non andiamo contro una macchina, così, e anche perché proviamo paura, no? Quindi può essere un sentimento positivo, ma mi chiedo, nel 2023, quando di pericoli tutto sommato non è che ne abbiamo molti, no? La nostra vita è abbastanza al sicuro. Ha senso avere paura? Io mi sono dato una risposta e mi sono detto di no. E quindi mi sono detto, Roby, non avere paura, Roby, non avere paura, 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 non devi avere paura. Grazie. Grazie mille. Wow, Roberto, magico, complimenti, grazie. Davvero. Ma è la vestaglia che fa il suo effetto. Sì. Allora, io ho visto che insieme a te si è esibita una fantastica artista. Esatto, si chiama Arianna Campagna. Deliziato con la sua arte al gala dell'anno scorso. E so che Arianna fa tante cose perché è un artista a 360 Ma io le passerei gradi. il microfono, così si presenta. Grazie. Sì, io sono Arianna Campagna. Quello che avete visto è un po' una parte di quello che faccio nella vita. Che questo attrezzo si chiama Lollipop, ma io sono specializzata in pole dance, lollipop, acrobatica aerea, contorsionismo, e insegno contorsionismo, flessibilità, acrobatica aerea e pole dance per bambini in una palestra, nella mia palestra, in via Nizza 372 a Torino, vicino a Piazza Baldissera, scusate, vicino a Piazza Bengasi, sto confondendo.
E dato che sono qua volevo proprio aggiornarvi su dei workshop che ho organizzato in palestra e che sono domani e dopodomani. Ci sarà un workshop di acrobatica aerea per livello base, per cui chiunque può venire, chi non ha mai fatto sport, chi ha fatto dello sport, chi ha fatto acrobatica aerea ma vuole riprendere, chiunque sarà domani dalle 14 alle 16. E poi dalle 16 alle 18 ci sarà un altro workshop di danza degenerata in cui si indaga sulla plasticità del corpo, sui vari movimenti, anche quello molto bello. E anche sabato dalle 11 alle 13 ci sarà un altro workshop di danza degenerata, per cui siete tutti invitati. Che dire, vi aspettiamo allora. Grazie mille. Grazie a te Arianna. Grazie Roberto. Grazie a tutti, parlo con 2 microfoni. Allora io intanto vi ringrazio per essere ancora qui e vado a presentare il prossimo ospite. Con lui anche abbiamo condiviso tanti palcoscenici in giro per il Piemonte, per la Valle d'Aosta. Lui è uno dei beniamini della compagnia Torino Spettacoli. L'avete visto durante tutto l'anno su Rai 1 a Il Paradiso delle Signore perché è uno dei protagonisti. So che sta facendo un sacco di film e un sacco di roba nuova e con lui abbiamo condiviso il palco per Il fidanzato di tutte. Lui è Elia Tedesco! Vieni Elia. Come sei? Ti è piaciuta la presentazione? Grazie, mamma mia, grazie. Da quanto è ormai che bello. Che Allora, condividiamo ragazzi, soprattutto questo palco. ho le gambe che non riesco a muoverle. Ieri ho fatto una corsa micidiale da qua al Teatro Erba a Santa Rita, 5 km di corsa senza mai fermarmi. Il bello è che non so perché, l'ho fatto così, a caso. Facciamo una roba, io me ne vado, ok? Ti lascio il palco. Intanto voglio ringraziarti prima di tutto e farti i complimenti, Saro, perché per me stare sul palco con te è un'emozione unica. Vogliamo dire quanto è difficile soprattutto stare sul palco insieme, soprattutto quando bisogna essere molto seri. Assolutamente, noi ci è capitato più e più volte di ridere, è vero. Se venite a vedere i nostri spettacoli, tra l'altro mi piacerebbe, non so quanti di voi hanno visto Il fidanzato di tutte, lo C'è spettacolo. qualcuno che ha già visto Il fidanzato di tutte? Sì. Siete in tantissimi ragazzi. Allora tornerete, no? Perché lo rifacciamo? Torniamo qui sul palcoscenico del Teatro Erba con Il fidanzato di tutte e torneremo o a settembre o nella prossima stagione teatrale. Insomma, siete tutti invitati. Spero di vedervi. Elia, io ti lascio il palcoscenico e il nostro amato pubblico. A dopo. Grazie mille. Io ci tengo, vi faccio una piccola chicca tratta da un mio spettacolo che si chiama Eliagram, ma che ci sta benissimo con Il fidanzato di tutte, perché è un medley d'amore. Maestro, quando vuoi, vai con la musica.
so, a te che sei il mio amore grande, del mio grande amore, a te che prendo la mia vita e faccio, a te che prendo senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande e del mio grande amore. Tutti insieme! Ever since the night we've been together, lovers at first sight, love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Grazie! Elia Tedesco per essere stato qui con noi. Grazie mille Elia, ci rivediamo, ci rivediamo. Ecco a te il microfono, perché so che devi dire qualcosa. Eccoci qua, sì, volevo cogliere intanto l'occasione per ringraziare tantissimo Knowhere Studio che ci sta supportando. Dove sono gli amici di Knowhere? Questa sera regalandoci tanti magnifici scatti, e anche l'amico Salvatore Cascone. Grandi. Quindi un applauso ai nostri Quindi fotografi. un applauso ai ufficiali. fotografi e un applauso soprattutto ai partner che sostengono sempre gli eventi come questo. Quindi grazie a Knowhere che erano presenti anche lo scorso anno, e con loro lavoriamo tutto l'anno perché facciamo un sacco di cose belle insieme. Cose. Quindi grazie per esserci. Bene, io passerei al prossimo artista. E chi è? Che è il magico Obe. Obe è stato qui con noi tutta la sera. Grande Obe, guarda che pubblico. Sei caldo? No? Noi ce ne andiamo, fatti i tuoi. A te il palco.
Mamma mia! Complimenti! Tra l'altro ho scoperto che è tutto improvvisato, cioè tutto... Complimenti, davvero. Non ho parole. Non ho parole. Ora te lo devo. Recuperiamo il microfono. Grazie. Sì, era tutto improvvisato. Allora, io Grazie. vorrei farti parlare del tuo album appena uscito e dei tuoi progetti futuri. Allora, sì, è appena uscito il mio nuovo album, il 19 maggio, quindi circa un mese fa, che si chiama Reverse e racconta un po' di me, di quello che sono, Obe, ovvero questo ragazzo con cappellino rosso, e racconta un po' la mia storia, di come sono passato a suonare da solo il piano, a unire anche l'orchestra e la musica elettronica insieme. E sono 11 tracce e andatelo ad ascoltare. Mi raccomando, grazie Obe, grazie ancora. Invece per quanto riguarda i progetti futuri, adesso appunto con l'etichetta, con The Palma Music, stiamo organizzando il live da portare in giro dell'album, dove appunto ci sarà un quartetto d'archi, pianoforte e musica elettronica. Top. Grazie. Applausi, applausi. Ciao, grazie. Grazie. Allora, di là in camerino sono successe un po' di cose in questo momento. Una in particolare è che ho fatto pace con Barbie Bubu, si può dire. E quindi io la inviterei qua sul palco. La inviterei qua, sperando che mi abbia perdonato, perché non lo so, sembrava di sì. Ci sto pensando. Barbie, più forte perché forse... Ah! Eccola! Ma che bella che sei. Tu sei bellissima. Lo so. Ma sei proprio gnocca, ma signori, Miss Lega Nord 2023, questo verde così muschio, ma che bella. Verde speranza. Io sono vestita stile blu, giallo e blu Ikea. Ce l'hai una brucola da montarmi? Dico, non so, così chiedo tutte le volte. Dove sei finita? È andata via. Ti lascio il palco. Ma facciamole un applauso a questa stragnocca, alla vera donna biologica qua sul palco. Lo sapevate che era un uomo, sì. E Babbo Natale esiste, la Befana è sempre brutta, sempre le solite cose, ecco. Ogni tanto sveliamo queste cose. Dai, ormai si vede la barba, continuo a sudare come non so che cosa. Si vede la barba? No? No, grazie. Amore, non mi davi confidenza prima sul palco, adesso mi gridi fantastica. 16 anni, ancora sveglio, un applauso. Non dico più il tuo nome perché poi lo sbaglio.
però complimenti ai giovani. Grazie a Palma Music che fa salire qua sopra il palco tanti giovani. Il prossimo è proprio un grande giovane, io l'ho visto crescere e quando dico queste cose vuol dire che io invecchio. Cioè non è che l'ho visto crescere, nel senso sono un po' di anni che lo conosco e ho l'orgoglio di presentarvelo. Lui è Giorgio Andolfatto! Ciao Giorgio, ciao, tutto bene? Bene, grazie. Buonasera a tutti! Buonasera. Sei tranquillo, posso lasciarti il palco? Grazie mille. Grazie. E abbiamo scelto il blu assieme. Lui sta meglio però. Okay. Ciao dopo. Grazie, un grande applauso ancora a Barbie Bubu. Giorgio Andolfatto. Grazie. Buonasera a tutti. Come state? Bene. Allora, io mi presento, sono Giorgio, 18 anni e vorrei fare il comico. Io ho studiato e ho visto che tutti i comici scrivono pezzi riguardanti posti brutti, sporchi, diseducativi, pieni di brutta gente che ti porta sulla cattiva strada, e quindi oggi ho deciso di parlarvi della scuola. Allora, la mia prof di latino è molto brava ma è anche molto vecchia, infatti è madrelingua. Grazie. L'altro giorno mi ha detto: Andolfatto, tu nella vita che cosa vuoi fare? Ma professoressa, mi piacerebbe fare il mago, l'illusionista, no? Faccio grandi effetti magici. Ad esempio, mi dica il nome di un personaggio della storia, del passato. Mi dica lei, ad esempio. Giulio Cesare. Signore e signori, vi sembrerà incredibile, qua abbiamo esattamente le ceneri di Giulio Cesare. Grazie. Lei mi ha detto: bravo Andolfatto, bravo, però il mago è un po' una cosa per bambini, fai il comico. Io ho detto: va bene professoressa, non faccio più il mago. Mi scusi, d'ora in poi farò il comico, che è una cosa più seria. Io, diciamo, mi sono messo davanti allo specchio e ho detto: va bene, faccio il comico, però avevo un brufolo gigante e giallo. Ho detto, cioè, il comico è una cosa seria, non è mica come il mago, e quindi ho deciso di schiacciarlo. La prof di latino il giorno dopo mi ha detto, mi ha ripreso: Andolfatto, mentre spiego stai zitto. Scusi prof, non sapevo di parlare nel sonno. Scusi. Ha detto: stai attento, fammi vedere i tuoi appunti. Prof, li ho presi tutti. Guardi, ad esempio Cesare, Cicerone, Orazio. Lei non era convinta? Allora, mi ha preso lei il quaderno e mi ha detto: fammi vedere. Aperto e come per magia erano apparsi i miei pezzi comici. Tutti. Li ha letti. È morta dal ridere. Morta. Cioè, aveva già una certa età, ha raggiunto il suo ex fidanzato Seneca. Un applauso. Grazie. Io, a parte gli scherzi, quel giorno ci sono rimasto veramente male, sono rimasto traumatizzato da questa cosa. Ho smesso di fare il comico, ho ricominciato a fare il mago. Signori e signori, qua abbiamo esattamente le ceneri della mia prof di latino. No, scherzo. E poi mi dicono, ma perché fai queste scemenze? Beh, 18 anni ci sta a fare qualche scemenza che ti faccia credere un po' un eroe agli occhi dei tuoi compagni, giusto? Ad esempio, c'è un tipo nella mia scuola che si è messo a correre nudo per tutti i corridoi. Devo dire, è diventato un eroe. È uscito anche l'articolo sulla stampa: licenziato preside nudista. Adesso ho detto: cosa posso fare io di eroico? Il mago. Ultima signora, basta, poi va. Mi dica il nome di un altro personaggio della storia, quello che vuole. Napoleone. Signore e signori, qua abbiamo esattamente le ceneri di Napoleone. Non sono tutte, solo Bonaparte. Grazie. Arrivederci. Grazie mille. Giorgio Andolfatto. Grazie Barbie per questa opportunità. Mamma mia, le Grazie ceneri. Anche a Rosario. Rosario, le ceneri, andiamo bene.
Bene, grazie mille. Ma signori, direttamente, adesso lo posso dire, da Rai 2! Grazie. Grande trasmissione. Che cos'è che era la trasmissione? Io non guardavo Voglio TV. essere un mago? Voglio essere un mago, che figo. E poi erano tutti giovani, tutti ragazzi giovani. Sì, è vero, è vero. Lui fa anche parte della corrida, si è venuto anche alla corrida, questa pazzia che faccio al piccolo teatro comico. Questa domenica, il 25, facciamo di nuovo la corrida di domenica pomeriggio, quindi se non vuole andare all'Ikea lei può venire, venga, si diverte. Dove finalmente si può fischiare ai concorrenti, e lui purtroppo non lo facciamo più venire perché vince sempre. Giorgio Andolfatto! Grazie mille, alla prossima, arrivederci. Fantastico. Allora andiamo avanti con la serata chiamando lui. Che bello, questo è facile come nome, vedrai che lo sbaglio. Lolo Push! Ciao! Che forte! Lolo Push! Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Ora molto meglio, grazie. Padre Natura, ti va per il prossimo anno, Comunque la Valletta alla fine... Chi è che ha detto piano? Ah, la sua futura ex. Ciao! Ciao! Comunque la Valletta ha portato il microfono anche a Lollo, tieni. Chiama la Valletta, ciao, grazie. Lollo, sì. Che voce? Fai sentire la tua voce. E allora? No, mi batti tu. Posso fare Barry White, Aiuto. Volete Barry White, raga? Ma è meglio la Barbie che parla un po' così. Allora Lollo, c'hai una canzone bellissima, vero? Se no non saresti qua, è logico. Da cantare, giusto? Ma sì, sono venuto. Che si intitola? Back to School. Come? Back to School. Signore e signori, Lolo Push! Bella raga. Sì, Torino, me lo fate sentire un po' di calore. 1, 2, 3. Ok. Sì. Quanti di voi vi piace il rap, raga? A nessuno? Flow, frate. Le parole volano solo chi costava poco. Puoi stare tutto ciò che vuoi sul globo. Alla fiducia non ti arriva a casa come globo. Non acquisisci con denaro la realtà di un uomo. Là fuori non è storiografia, tipo quella che leggevo a scuola per scappare via dalla noia. Non corro in penna mai l'ora di storia. Ancora vola senza traiettoria. La poetica epica old. Con musica selfica ma musica in cassetta. Col pubblico remoto in una cameretta. Sta vivo un maremoto ma io sono una tempesta. Ho bisogno solo di una vita normale. Ma poi quella parola mi spaventa. Cretina sotto infame Schumacher. Dopo questa esistenza cosa resta? Io come state? Sono il dash a tutti quanti i miei nonni. Con più pari in testa dei tatu di simboli. Il secondo nome io frate faccio casini. Forse dovrei morire per essere prima ai fini. Pronto a farmi andare in cielo cima zero. Prima che sti rifiuti soffochino l'emisfero. Ed io di rinnovabile non sono queste rime. Abbiamo un po' bisogno di qualcosa che ci uccide. Intanto è prete predica, farnetica la messa di domenica. Sono tutti accolti, amen. Se Dio fosse solo alla ricerca di qualcuno che lo ascolti, brother. Sono solo riflessioni di un artista. Necessiti di ossigeno fra non di un analista. Esplorati, c'è un mondo dentro te che non conosci. Poi spogliati di limiti che continui a importi. Di più. Torino, ci siete o no? Questa è la mia citare. Wow, grazie Teatro Erba. Lolo Push! Becca Game per la seconda volta. Fantastico, io ho sempre l'ansia che ricomincia la base per quello che entro e esco Bravo, tutte le no. volte. Lollo, tutto bene? La tua... sì, dai. Oh, ma ti sei offesa? Guardala. No, Guarda, dai. meno male che non sa che ho il blu giallo, se no mi aveva già bucato le ruote. Che scema che sono a dirlo tutte le volte. Dai, non è vero, dai.
carino, bello, materassabile, però basta lì, ecco, non mi oso. Dai, applauso, lo fate. Dai, Bello, per raga. scherzare. No, dai, 2 domande te le posso fare? Certo, assolutamente. Ok, dove abiti? Ah no, aspetta. Guarda che te le taglia davvero. Lo so, ha fatto le French nuove, quelle lì col coltellino. Allora, che cosa ne pensi del nuovo movimento rap? Cioè che non è quel movimento che fa così, però il movimento... Oh, Yeah. Questo, raga, è lo stereotipo di chi non conosce l'hip hop. Praticamente Io? No, perché scherzo. confondo l'hip hop con quelli di Barriere di Milano, perché arrivo da lì. Cioè, No, allora, sono contento che abbiamo vissuto un'era dove comunque il suono sembrava omologato, quindi era arrivata la trap, c'era l'808 e sembrava andare solo in quella direzione lì tutto quanto, no? Invece adesso, grazie anche agli artisti e grazie anche a chi ha il coraggio di esprimersi in maniera diversa, diciamo che ogni artista riesce a identificarsi nel proprio suono, si può fare bella musica di qualità senza per forza seguire il trend, quindi ho una buona visione della situazione e del futuro in generale. Fighissimo. Io e te con un discorso, tu non prendi mai fiato quando parli. No, neanche quando rappo, e neanche quando faccio altre cose, pensate. È rimasta senza parole, raga. No, che non ci credo. Chiamami. Comunque, parlaci anche del tuo nuovo disco. Sì, raga, per chi non lo conosce, il mio nuovo disco si chiama Linea 26, è uscito 3 mesi fa, è un disco che... Vai avanti. Sì, certo. Girati. Clio 26. Linea 26. Assolutamente, okay. C'è tutto il merch. È un disco che abbiamo lavorato un sacco a fare perché per la prima volta ho lavorato con una band, quindi con un gruppo di musicisti e non ho fatto solo il rapporto rapper-produttore. È un disco che mi ha permesso di prendere un tram e girare la città, fare un DJ set, fare un mega live in Piazza Vittorio, mi ha aperto tante porte e quindi è disponibile ovunque, raga, e andatevelo ad ascoltare perché oltre ad essere, come posso spiegare, chi magari non conosce o si approccia per la prima volta a questo genere può farsi un'idea frivola magari, no? Ascoltando certe cose, invece dietro ci sono contenuti, c'è un sacco di lavoro e ci sono delle persone che comunque mettono il proprio cuore, la propria anima, la propria passione e la propria cultura dentro questa cosa. E lo fa! Bella raga, ciao! Fantastico. Passaglielo pure a lui. Grazie. E Lollo infatti stasera è qui per questo, proprio perché è uno di quelli che ci mette il cuore, ha dedizione, ha costanza e proprio per questo fa parte del team interno, del direttivo di The Palma Music, insieme anche a Dobe, il ragazzo che ha suonato qui per noi. Facciamolo l'applauso ai grandi Quindi giovani che complimenti crescono. Lollo. Complimenti Lollo. Complimenti te perché stai tirando su un cantiere. Io e qualcun altro, ma tra poco lo presentiamo. Io però in questo momento vorrei che salissero sul palco 2 giovani. Loro arrivano dalla Calabria Saudita, come la possiamo dire? Dalla Calabria, signori, direttamente qui. Dalla Calabria sono arrivati ieri Shark e Groove. Loro li avete visti li avete visti in TV a Italia's Got Talent, giusto? Perché siete arrivati terzi nel 2015 a Italia's Got Talent, quindi finalissima. Li abbiamo qui tutti per noi, Shark and Groove, che ci cantano Da Lunedì, che è il singolo che è uscito venerdì scorso, anzi anche da lunedì, perché lunedì è uscito il videoclip, quindi da lunedì Shark and Groove. Grazie mille. Prima di iniziare volevo ringraziare The Palma Music perché ha fatto un super show. Siamo quasi alla fine. Un quindi applauso a tutti guarda, loro. Io pensavo una cosa un po' più figa dell'applauso. Una cosa alla volta. Allora, se io dico The Palma, voi dite Music. The Palma! No. Sono cioè, scarichi. ragazzi, più carichi. The Palma! Ok. Questa è Da Lunedì e parla che tutti abbiamo un lunedì in cui vogliamo ricominciare. Cioè, sia... Quante volte hai voluto ricominciare la dieta di lunedì? Sempre, ogni lunedì, però ti giuro. Quindi perché hai scritto questa canzone? Non per la dieta, cioè non mi fare body shaming, dai. Non è body shaming.
Anzi sì, però con te posso farlo. Vabbè, dai, ti Sei perdono. abituato. Comunque, tutti noi abbiamo un lunedì, no? E quando diciamo vogliamo ricominciare, vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, che sia un lavoro che ci sta stretto, che sia il posto in cui viviamo, io no perché Siderno lo amo, ciao Siderno, oppure una storia sentimentale, no? Cioè, quindi, niente, quindi penso che tutti noi abbiamo un lunedì e cerchiamo solo quella scintilla che ci dà il coraggio di ricominciare. Ora, questa scintilla stasera non possiamo replicare con delle scintille perché sennò mandiamo a fuoco tutto. Non mi funziona nemmeno. Però abbiamo le torce dei nostri telefoni. Quindi vorrei che voi accendeste tutte le torce Ci per serve una rappresentare vostra il mano. vostro lunedì. Ole. Luci, please. È puro musica. Torino, ci siete? Sulle mani! Spiccio ancora le ginocchia sulla sabbia, poi torno a casa e metto videogiochi dell'infanzia. Non faccio il letto da una settimana. Non ho intenzione di rimettere sta stanza. La gente strilla, passa un altro Natale. Qui c'è puzza di morto, sembra la casa di Dames. Non rispondo a quella che non smette di chiamare. Perché cazzo non capite che il punto è provare, 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 buttare tutto quanto spesso nel cestino. Perché se mi devo rialzare, 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 devo prima alzarmi dal cuscino. Torino! Da lunedì riparti, metterò a posto tutto quello che prendo quei fiori che ti piacciono, anche se io li odio. E prenderò una roulotte, mi metterò in marcia, perché sono sicuro che non hai mai visto Praga. Ho pianto sotto l'aurora, un bacio sotto la pioggia. Non me lo fare mai. Quanti posti mi hanno descritto, quanti di questi poi ne hai davvero visto? Le vertigini come quella sera su Calypso, i tuoi occhi tessi e grigi come l'abisso, l'abisso. Te spieghiamo segni come giocando a carte, in silenzio in una galleria d'arte. Ti direi d'amarmi, ma forse son di parte, gridando giù le armi mentre si combatte. Da lunedì riparti, metterò a posto tutto quello che prendo quei fiori che ti piacciono, anche se io li odio. Prenderò una roulotte, mi metterò in marcia, perché sono sicuro che non hai mai visto Praga. Ho pianto sotto l'aurora, un bacio sotto la pioggia. Non me lo fare dai. Colleziono Polaroid, venute mosse, Tracy e noi viviamo dentro i forse un altro lunedì e spiamo le nostre colpe, lontani da casa nessuno si riconosce. Metto in valigia e coraggio in moto la roulotte, senti quante racconta di quella volta alle slot. Sa, poi che differenza c'è se perdiamo tutto? Si può ricostruire solo cosa si è già. Da lunedì riparti, metterò a posto tutto quello che prendo quei fiori che ti piacciono, anche se io li odio. Mi metterò in marcia, perché sono sicuro che non hai mai visto Praga. Ho pianto sotto l'aurora, un bacio sotto la pioggia. Torino, fammelo fare dai. Sciardi blu, siamo venuti alla Calabria Torino, quindi fateci sentire un urlo. No, ne voglio ancora, Shark. 3, 2, 1. Ok. Grazie.
Ragazzi, vedete che io non sbaglio mai, si può dire? Perché durante le prove ho un po' paura a dirgli: ragazzi, voi siete tra le ultime esibizioni, però è servito, perché avete spaccato, li avete risvegliati tutti. Grazie Shark and Groove, e grazie al loro papà, al papà di Giuseppe, che li accompagna ovunque, manager, si può dire manager, anche lui l'abbiamo intravisto in televisione, e viva i genitori che supportano i figli. C'è una domanda per voi, io so che voi siete, aspetta, non ne sai, vieni qua. Stamattina tra l'altro sono andato a fare un'intervista da Vladi a Prima Antenna per parlare del galà. Io me ne sono visto un pezzettino, c'era lui che dormiva, aveva ancora il cuscino in faccia perché era alle 7 del mattino. Comunque io so che voi avete anche una parte un po' nerd e che avete anche collaborato con qualche doppiatore. Al volissimo, mi dite due parole, ma proprio al volissimo, così. Allora, noi siamo un po' nerd e quindi abbiamo collaborato con dei doppiatori, tra l'altro alcuni di Torino, come Renato Novara, Gianluca Iacono, che sono le voci di Marshall e Ted in How I Met Your Mother, o Luffy in One Piece, Vegeta in Dragon Ball e tantissimi altri. Abbiamo collaborato con Emanuela Pacotto, tra l'altro Bulma in Dragon Ball, Loris Lotti, Dexter, Mirko Cannella. Comunque ci sono in un sacco di nostre canzoni che potete trovare dappertutto scrivendo Shark and Groove. E anche in un format che abbiamo creato che si chiama, si può rappare sulle colonne sonore, cerco di dirlo tutto veloce, vedi, così prendiamo tempo. Quindi ci potete trovare dappertutto, Shark and Groove. Io vi aspetto tutti in Calabria perché adesso è estate e in Calabria il mare è fantastico. Quindi vi aspetto lì. Se non riuscite ad arrivare in Calabria, accendete la radio, Shark and Groove, vi porteremo dove volete. Torino, facciamogli sentire il calore! Grandi. E io per quanto riguarda Shark and Groove vorrei ringraziare un amico molto speciale che è Anton Giulio Iorfida, che è il project manager del progetto Dal Lunedì, quindi Anton Giulio ci vedrà in video. Grazie Anton Giulio, grande collaboratore di The Palma Music. Ascoltate Da Lunedì, commentate tutti su YouTube, diteci anche lì cosa avete pensato di questa serata e niente. Sono bravi, ecco le marchette sono bravi. Grazie Shark and Groove. Grazie, buon rientro. Ladies and gentlemen. Allora, io adesso... Ma me lo potevi dire che il tema era in verde, è l'unica pirla che... Allora ti mettiamo in mezzo. Mettimi, adoro stare in mezzo. Ciampanino. Come? Giallo e blu fa verde. Ha studiato il ragazzo. Wow, mamma mia ragazzi. No, perché di solito fanno la battuta in mezzo, fa la carne. Perché quella che ha detto lui è brutta, ha detto che io e lei siamo usciti da te. Aia, Taulant. Chiamiamo Zianna Oxa, Attenzione. Grazie di essere venuto. Comunque, cosa c'entra l'Art Studio Drag Queen con questa sera? Allora, l'Art Studio Drag Queen è anch'io come anche te, ecco, come hai iniziato dall'inizio. Durante il lockdown ho avuto una grande pazzia di aprire una scuola di drag queen. Io credo che in Italia, anche se è un paese che di solito noi diciamo che paese di merda, ecco, lo pensiamo, credo che il nostro paese ci dà degli spazi che in altri paesi non c'è ancora, come la pena di morte per chi è omosessuale, la pena di morte per chi pensa di vestirsi da donna anche semplicemente per spettacolo. Allora ho deciso, apro una scuola di drag queen. Dopo 21 anni di carriera mi sono messo lì e ho trovato un teatro, quello di prima che vi dicevo, il piccolo teatro comico, è un teatro privato con 1500 costumi che potete noleggiare anche tranquillamente per andare a feste di compleanno, così arrivate fighe e non spendete soldi. E proprio in quella scuola lì è nata questa scuola, è molto bello e tutti possono fare le drag. Io so che ci sono anche i papà, le mamme, le famiglie intere che le famiglie intere. Tu le hai conosciute sabato sì. domenica al senza eravamo fronzoli. Io e Valeria, lei ha fatto un successone con i suoi stivaloni. Stivali. Fare la drag queen non ha sesso, sia donne che uomini e anche i bambini, perché l'allievo più piccolo che ho ha 15 anni. E vorrei ringraziare e un grande applauso ai miei allievi che sono in mezzo a voi. Art Studio Drag Queen. Grazie Barbie. Adesso io vi ringrazio perché vorrei andare a presentare
Un amico, sì, sì. Cosa facciamo? A fare salotto. Facciamo salotto, perché quando vado a casa sua a fare le riunioni è salotto, si può dire veramente che è salotto. Lui è il mio socio dell'etichetta, Abraham De Palma. Vieni su. L'uomo che un giorno mi disse: Rosario, fondiamo un'etichetta discografica. Ma così, cavolo, aspetta, facciamo 2+2. Abraham. Sei un grande. Come va? Non vedo nessuno però. Non vedi nessuno? Anche con gli occhiali. Allora. Come non vedi nessuno? Mettiti più avanti. Eccoci qua. Li vedi? Complimenti a tutti, un pubblico eccellente, grazie. Un applauso a voi per primi a voi. Poi un applauso a Rosario per aver fatto l'organizzazione insieme a Valeria di tutto questo. Quindi un grande applauso a Rosario, signori! Grandissimo! Senza di lui questa serata non ci sarebbe, quindi veramente grazie Rosario. E un grazie a tutti gli artisti che fanno parte della famiglia De Palma Music. Quest'anno c'è un gran calore. Voglio ringraziare anche direttamente dal Perù, che ci crediate o no, in rappresentanza del Ministero Profético Apostólico El Viente que me ve, Eloy Torres García. Un saludo a todo el Perú, al Apóstol Medina, al Pastor Juan e a todo lo che nos sigue, Roxy. E poi vorrei fare un'ultima cosa, perché dobbiamo fare gli auguri a un bambino di nome Matthew, che compie 9 anni. Matthew! Se insieme al 3 facciamo auguri Matthew, ok? Gli facciamo questo regalo di compleanno. Allora, 1, 2, 3, auguri Matthew! Grande Felicitaciones! Abraham! Bene. Ti è piaciuta la serata? Meraviglioso. Sei contento di come stanno andando avanti le cose nella family? Perché diciamolo, ricordiamolo come lo scorso anno, The Palma Music è una famiglia. Assolutamente. E stasera gli artisti che si sono esibiti qui l'hanno dimostrato e penso che l'abbiano trasmesso, quindi io continuo a ringraziarli. Dici ancora 2 paroline che poi andiamo a mangiare. Abbiamo una sorpresa che è una notizia che mi è arrivata un paio. Mi sentite? Sì, mi sentite? Una sorpresa che è una notizia che mi è arrivata un paio di giorni fa. Mi chiama un regista greco con il quale avevamo già collaborato per un cortometraggio dal titolo Fiori. Questo cortometraggio con Mario Bois, un attore di queste delle nostre parti, che poi è stato candidato al Festival di Roma e ha vinto anche al Festival di Roma e adesso è candidato al Globo d'Oro. E mi contatta, ci sentiamo, faccio dei progetti nuovi, cosa stai facendo? Mi fa sì, sto facendo un nuovo cortometraggio che è il sequel del primo, però ho scelto un artista della tua etichetta che vorrei mettere all'interno del film. Faccio, questa è una bellissima notizia. Faccio, dimmi un po', che artista hai scelto? Io pensavo scegliesse magari uno di una certa età, visto che abbiamo di tutte le età, come avete visto abbiamo tanti giovani veramente di talento immenso, e infatti è stata scelta una ragazza giovanissima che è Aurora Paterniti con Fotosensibile, signori. Grande Aurora. Vorrei fare un applauso di nuovo. Quindi vorrei fare un applauso a queste 2 giovani diamanti musicali che sono Aurora e Stefano Osci, in arte Osci, veramente bravissimi. Siete un onore della gioventù, veramente. E ovviamente facciamo un applauso ancora più grande per tutti gli altri artisti che hanno portato il loro talento, la loro classe, la loro determinazione sul palco. A Rata che fa parte anche della storia del rap torinese. Facciamo una cosa. Io direi che Abraham De Palma ha parlato come da scaletta. Direi che ora è andare a dormire. Io rivorrei qui sul palco le 2 miss Valeria Lariccia e Barbie Bubu. Venite pure qui. Vorrei qui sul palco tutti, e dico tutti gli artisti che si sono esibiti questa sera, tutti gli artisti che si sono esibiti questa sera. Venite su. Ma vi addormentate alla fine, la prossima volta non la faccio più la scaletta alla fine. Venite su. Dalla scaletta, appunto. Venite tutti vicino a noi, venite ragazzi, allargatevi. Allora. Vieni Elia, vieni qua, vieni. Allora, ce l'hai il telefono quello dei ricchi? Quello dei poveri, no? Aspetta, allora devo adesso facciamo una foto come l'anno scorso, un secondino, perché siamo giunti quasi in chiusura, e ci facciamo un selfie con tutto il pubblico. Aspetta, ma come tanto vi dovete girare, non avete capito niente.
Ma l'anno scorso non era venuta la foto, come facciamola non è venuta? come quest'anno, dai. Abra, dammi il telefono. Allora, intanto stanno preparando il telefono, io non posso invitarvi l'8 luglio a Miss Drag Queen Facciamo Piemonte una Valle cosa. d'Aosta all'Evergreen Fest, mi raccomando non posso assolutamente invitarvi, venite. Tutti in piedi e con le mani in alto, non è una rapina, eh? Forza, tutti in piedi e con le mani in alto, vai che così sembriamo su. più numerosi. Su. Mi dai un po' di luce qua in fondo, Armando? Occupate gli spazi, allargatevi. Sorridete, fate finta che vi siete divertiti, dai. Palma Music, applauso! Sulle mani! Fantastico. Ciao. E adesso ragazzi, chiudiamo la serata con... presento anch'io il mio nuovo singolo che si chiama Mare a Mare, l'ho fatto in collaborazione con Vladi Tallini, quello delle suonerie Enrichi Gio, Abram De Palma, spero che tu l'abbia studiata. E tutti i ragazzi la canteranno insieme, dai. Vai Armando! Stanco della solita routine nella tua città? Scarica subito la suoneria Mare a Mare. Manda un messaggino e la riceverai subito. Che è il microfono? In regalo. Ma 2 giorni chiuso, manca faccio casa chiesa. Stanno tutte cose chiuse, ma speranza c'è. Cintoletto scrive e canta sta canzone. El invierno ya termina, yo sigo aquí. La esperanza de encontrarte me hace sonreír. Prendo a mi pluma, te imagino así. Sueños, canciones, Siamo tutti a mare, a mare, a mare, a mare. Vámonos a la playa. A mare, a mare, a mare. Siamo tutti a mare, a mare, a mare, a mare. Vámonos a la playa. A mare, a mare, a mare. Ci siete? Ci siete? Vámonos. Andale, andale! Un mattino che nasce l'occhio e la speranza, vestiti in famiglia, un mondo in una stanza. C'è sempre il sole che sto piazzato, più forte. la maleta preparada para embarcar. Y el día mejor volar sin mi equipaje. Cruzando que la primavera es mi pasaje. Siento de este sol que te está quemando el traje. Un cielo intornato, una poco più blu, l'aria che amo respira sa un po' più dolce, e a lontano inizia a sentire una voce che dice siamo tutti a mare, vámonos a la playa, a mare, a mare. Vámonos a la playa. Óyelo, óyelo. Dimmi chi c'è. Vai, vai, continua, continua, continua. The Palma Music, my friend. Palma Music, signori. Allora, grazie ancora a tutti voi, mio caro pubblico, nostro caro pubblico. Grazie Barbie Bubu, grazie a tutti gli artisti, grazie agli ospiti, grazie alle vallette, grazie al mio amore. Posso darglielo un bacio? Bacio! Valeria, vuoi la foto col bacio? Questa te la vendi, lo so. Si mette e basta perché sono Ma basso poi io. un bacio anche te, no, scherzo. No, ragazzi.
Un applauso ai maghi, ai fotografi, a Knowhere, a Toradio che ci ha supportati. Grazie a tutti. Grazie, chi ci sono? A Lino, Glamour Driving, grazie. Knowhere Studio, Royal Academy of Makeup, a Torino Spettacoli, grazie. Ho dimenticato qualcuno? Un secondo. Grazie ai videomaker e della Golden Studio, ci siete? Ci siete? Del Golden Studio? E grazie ad Armando, il nostro tecnico. E si conclude così la seconda edizione del The Palma Music Gala Night. Ci rivediamo il prossimo anno. Vai col sipario, ciao!